Come lei desidera. Ecco, siamo in diretta con Maurizio Dianese. Maurizio Dianese è un giornalista, presiede il Centro di Inchiesta e Documentazione sulla Criminalità Organizzata del Nord-Est, è autore di inchieste importanti sulla carta stampata e anche a volte in video, e anche di libri importanti su diversi temi, compreso quello di cui parliamo oggi. Il tema è capitali criminali all'assalto di Venezia del Veneto. Vogliamo affrontare cioè la questione non solo della presenza ormai radicata, storica, del crimine organizzato e delle mafie nel nord-est dei nostri territori, ma della eventualità che dentro la crisi provocata dalla pandemia, crisi economica, crisi finanziaria, si possano creare delle opportunità ghiotte, diciamo così, per il crimine organizzato. Dicevo che Maurizio è autore di volumi importanti, l'ultimo è questo, Doppio gioco criminale, è la ricostruzione storica sullo sfondo sociale ed economico, oltre che criminale, del nord-est della vicenda del bandito Felice Maniero, che tra l'altro in questi giorni da capo al disonore delle cronache per questioni familiari, diciamo così, ha picchiato la moglie che l'ha fatto arrestare giustamente, ma sullo sfondo, diciamo così, anche del tramonto della sua fortuna economica, almeno così sembra che sia una delle motivazioni. Certamente la sua è una vicenda che ci ricorda anche il radicamento del crimine indigeno, diciamo così, la forza del crimine nato qua, autoprodotto dal nord-est, che si incrocia con quello, diciamo, di importazione, ma che ormai è a sua volta molto, molto radicato. Vorrei proporti, Maurizio, di partire, non so se l'hai vista oggi, una riflessione del comandante generale della Guardia di Finanza del Nord-Est, generale Buratti, mi pare si chiami, Buratti, sì, Bruno Buratti, che lancia proprio l'allarme sulla possibilità che, approfittando della crisi in atto, il crimine organizzato possa prendere ancora più campo. Individua la radice di questa potenzialità, diciamo, ulteriore di espansione del crimine organizzato nella difficoltà dell'accesso al credito, nella difficoltà appunto economica, nella possibilità che molte imprese non reggano, molte aziende chiudano, no? E anche nella elasticità, nella plasticità di una parte del sistema economico nostro, quello legato ad attività come il turismo, no? Che chiudono e aprono con una certa facilità e in cui camuffarsi magari è più facile che altrove. Oltre che, come anche tu altre volte hai segnalato, nel potenziale immobiliare, diciamo così, sia nell'acquisto di complessi immobiliari, sia nella realizzazione di complessi immobiliari in cui entra in campo anche, per esempio, la corruzione politica, no? Che spinge a urbanizzare, infrastrutturare e quindi a creare nuove fonti di business. Ecco, questo è il quadro che la pandemia può rendere ancora più rischioso. Come la vedi? Ti giro la questione. Vuoi presentare, scusa Maurizio, cogliamo l'occasione di presentare il centro di documentazione che presiedi brevemente, magari prima di entrare nel... Il centro di documentazione che abbiamo inaugurato il 17 febbraio a Dolo, giusto pochi giorni prima dell'inizio del disastro, e all'inaugurazione ha partecipato Francesco Saverio Pavone, che è il magistrato più importante per quanto riguarda la storia della mafia del Brenta, della banda di Felice Maniero. Non si è infettato a Dolo per fortuna, ma ciò non cambia nulla perché è morto dopo una quindicina di giorni, e quel centro è importante perché è stato incoraggiato proprio da Pavone, che mi diceva bisogna assolutamente che resti memoria di quello che è successo nel Veneto.
e cioè che qui è stata tenuta a battesimo la banda più feroce, più ricca e più numerosa che sia mai esistita nel nord Italia, l'unica condannata per associazione a delinquere di stampo mafioso. Questa è la parte storica. La parte di documentazione, quindi la parte invece di inchiesta è tutta nuova. Assieme a Gianni Belloni e ad altri due colleghi giornalisti abbiamo messo in piedi un team che in realtà si avvale soprattutto della collaborazione di universitari per lavorare sulle nuove mafie, cioè sulle infiltrazioni e radicamento mafioso. Questo per dire dolo. Che cosa succederà? Allora, possiamo immaginare che succeda quello che è successo dopo il 2008, cioè dopo la crisi Lehman Brothers, perché tutto sommato le condizioni saranno peggiori del 2008, ma saranno più o meno quelle, cioè grande difficoltà di accesso al credito da parte degli imprenditori e una disponibilità delle mafie ad offrire servizi. Ed è esattamente quello che è successo nel Veneto. Cosa vuol dire offrire servizi? Vuol dire risolvere i problemi tipici dell'imprenditore, ovvero accesso al credito non c'è in banca, i soldi te li presto io, a tassi anche agevolati, perché il mio interesse di malavitoso non è prestarti i soldi e avere un interesse da questi quattrini, ma è entrare nella tua società. Noi abbiamo avuto talmente tante inchieste ormai negli ultimi anni, e sono tutte inchieste legate al periodo della crisi, che dimostrano esattamente questo, e cioè che gli imprenditori entrano nel tritacarne trasportati dalla crisi e però poi ci si trovano molto bene, tant'è che la direzione investigativa, la direzione nazionale antimafia nell'ultimo rapporto che fa nel 2019 parlando del Veneto dice che è una regione sempre più interessante delle mafie eccetera eccetera, che continua ad avere uno sviluppo superiore alla media nazionale, e fa questo riferimento, dice: rilevanti sono gli investimenti infrastrutturali che hanno potenziato il porto di Venezia, l'aeroporto internazionale Marco Polo, il completamento della superstrada pedemontana veneta. Queste importanti infrastrutture, unitamente alla ricchezza generata dalle imprese regionali, rappresentano dei canali attraverso i quali la criminalità mafiosa punta ad infiltrare in maniera silente l'economia legale, avvalendosi di imprenditori mafiosi che si propongono come soci e finanziatori di imprese in difficoltà per poi rilevarne la proprietà e acquisirne la gestione. Si tratta esattamente di questo. Cosa possiamo prevedere noi se non che il turismo prenderà una botta incredibile, che un sacco di albergatori, di villaggi turistici eccetera saranno in difficoltà. Il settore del turismo. Scusa, a questo proposito, qualche giorno fa, proprio dall'ambiente degli albergatori e anche del commercio veneziano sono venuti dei segnali d'allarme. Hanno detto: vediamo girare gente che offre di comprare attività, immobili, eccetera, e questo è un segnale, no? Molto inquietante. Assolutamente, cioè, è ovvio che succeda, soprattutto nel settore alberghiero, che è decisamente il più colpito ed era anche quello più fragile. Mettiamoci nei panni di un imprenditore che ha fatto un grosso investimento per ristrutturare l'albergo di Jesolo e ha finito la ristrutturazione 2 giorni prima che cominciasse il disastro. Cosa fa? Ha bisogno di soldi per restare in piedi. Nel Veneto orientale noi negli anni scorsi abbiamo visto proprio il sistema caratteristico che viene messo in piedi. Dobbiamo pensare che l'infiltrazione avvenga a colpi di spintoni, di utilizzo della forza. Avviene proprio, come dice la Direzione Nazionale Antimafia, in modo subdolo, utilizzando i nostri migliori professionisti, commercialisti, avvocati, notai, che consentono agli imprenditori di entrare in questo meccanismo che pare risolvergli tutti i problemi. Poi, come dimostrano le inchieste, non risolve decisamente i problemi, risolve i problemi economici, ma diventi prigioniero della malavita. Direi che il settore più a rischio è quello del turismo. Teniamo presente che soprattutto l''ndrangheta aveva deciso di fare grossi investimenti nel turismo. Ma poi il grande tema sarà quello della manodopera.
In realtà mafia, camorra e 'ndrangheta, cioè la zona del Veronese, ma anche del Chioggiotto, ma anche di Vicenza e del Veneto orientale, abbiamo visto nel corso degli ultimi anni una grande capacità degli imprenditori mafiosi di controllare la manodopera. Questo è un tema che dovrebbe interessare moltissimo la politica e soprattutto i sindacati, tant'è che ne abbiamo parlato con Giolo alla CGIL per dire guardate che bisogna monitorare questa cosa, perché il caso dei casalini... Questo riguarda in particolare il sistema degli appalti, soprattutto quelli a massimo ribasso e quindi anche con partecipazione di avventurieri, o è un problema un po' più generale? Gianfranco, ovunque ci sia lavoro, l'esempio più eclatante è la Fincantieri. La Sì, però Fincantieri lì è un parliamo esempio appunto della mostruoso. presenza di molte imprese d'appalto, no? Sì, Che imprese si aggiungono d'appalto. alla struttura dei dipendenti. Sì, la Fincantieri direi che è un caso proprio classico, cioè di 5.000 lavoratori che ha la Fincantieri, 1 migliaio è assunto direttamente, tutto il resto è in subappalto. E io per semplificare, ma tagliando con l'accetta la realtà, dico che le navi di crociera sono divise in tre. Una parte la controlla la mafia siciliana, una parte la camorra, una parte la mafia bengalese. In sostanza è esattamente questo, cioè oggi il controllo della manodopera diventa un modo concreto e rapido di infiltrarsi in una certa zona. Allora, non solo il settore del turismo, ma anche questo. Non parliamo poi di rifiuti dove ci sono presenze ormai consolidate. Il trattamento dei rifiuti, teniamo presente che noi abbiamo portato per anni i veleni di Porto Marghera nella cosiddetta terra dei fuochi e adesso noi riprendiamo i rifiuti dal sud Italia perché siamo in grado, anche qui vi leggo un pezzetto della Direzione Nazionale Antimafia in cui parla proprio di rifiuti e dice che la grande capacità del Veneto di accogliere soprattutto parte compost e robe del genere fa sì che le mafie siano in grado anche qui di entrare in una economia che è pulita al 100% fino a quando arrivano loro e che poi immediatamente diventa un'economia sporca. Vediamo se riesco a trovarlo, che sto scorrendo sta roba. Fanno proprio cioè il passaggio fondamentale della Direzione Nazionale Antimafia su questa infiltrazione silente è quello che non dobbiamo mai dimenticare. Infiltrazione silente vuol dire che ogni volta che trovano qualche ditta in difficoltà, loro penetrano senza in realtà creare scompiglio, cioè senza far accendere nessun riflettore su quello che succede. Allora, aspetta che la trovo. Si parla molto nell'ultima relazione ovviamente di Eraclea, perché lì abbiamo la prova provata che poi tutte queste operazioni vanno in porto se si trova la sponda della politica. E anche questa è una cosa da non dimenticare, cioè il portato delle organizzazioni criminali provenienti dal sud Italia è esattamente questo, e cioè il contatto con la politica. Il fatto che Eraclea non sia stata sciolta è un caso gravissimo purtroppo, perché... Ricordiamo la vicenda. Eraclea ha arrestato il sindaco, altre persone accusate, molti arrestati tra professionisti, la rete insomma del malaffare. Era stata anche accusata questa rete di essere sostanzialmente una propaggine della mafia, insomma, della camorra in particolare, no? In base a questo si chiedeva lo scioglimento del comune. Sì. Le accuse sono state sostanzialmente confermate, ma non è stato sciolto il comune. Sì, il Ministero utilizza una interpretazione che è discutibile e che è questa. Siccome non c'è la prova provata che i casalesi fossero in grado di intervenire nella capacità decisoria della giunta comunale, il comune non viene sciolto per mafia, cioè
il Ministero ammette che le elezioni sono state inquinate dall'intervento dei mafiosi, ammette che c'era una grande capacità dei mafiosi di intervenire sul comune, ma non fa il passaggio successivo perché non è dimostrato, e cioè non è dimostrato che avessero capacità decisoria di influire sulle decisioni. Il prefetto di Venezia Zappalorto giustamente nella sua richiesta di scioglimento scrive: ma a loro non interessava che tipo di appalti venivano fatti dal comune, gli interessava entrare negli appalti, ovviamente, questo è il punto. Allora ho trovato la parte riguardante i rifiuti. Di particolare importanza per il Veneto è anche il tema riguardante le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. La regione figura tra le destinazioni dell'immondizia che dal centro-sud del paese, dove gli impianti di smaltimento risultano insufficienti, viene inviata verso il nord. Nel territorio operano infatti diverse aziende private dedite al compostaggio e smaltimento di rifiuti anche attraverso i termovalorizzatori. Come sottolineato dall'apposita commissione parlamentare di inchiesta nel 2016, il Veneto accoglie compost proveniente da raccolte differenziate di varie regioni anche del settentrione. La stessa commissione, nell'analizzare l'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti nella regione, ha poi evidenziato come alcuni imprenditori operanti in Veneto avessero in passato costituito società con appartenenti alle coste reggine, permettendo alle organizzazioni criminali di inserirsi con l'utilizzo del metodo mafioso per l'acquisizione degli appalti. Questo dei rifiuti è un tema che ancora è vivo perché fa parte di uno dei tanti settori in cui la criminalità organizzata si inserisce molto facilmente, esattamente come il tema degli appalti pubblici e privati. Qui la responsabilità delle decisioni politiche, passo la parola a te Gianfranco, è determinante. Faccio un esempio che non c'entra con i rifiuti, ma c'entra invece con l'urbanistica. A Jesolo in questo momento sono state presentate più di 2000 domande di utilizzare il buono casa. Se il comune di Jesolo accogliesse tutte queste domande, e non vedo come potrà rifiutarle, Jesolo raddoppierebbe la cubatura. Mi spiego. Allora, quando si prendono decisioni di questo tipo, bisogna essere coscienti che in un momento anche non di crisi, i capitali che si attirano sono capitali inevitabilmente sporchi. In questo momento non ci sono soldi, non ci sono imprenditori in grado di fare grossi investimenti a Jesolo. E allora, quando tu incoraggi una roba del genere, vuol dire che li attiri come mosche sul miele. Ed è esattamente quello che succederà a Jesolo, dove è già chiaro quale sarà il futuro, ma che può succedere anche da qualsiasi parte. Stesso discorso va fatto per i rifiuti, cioè la battaglia sull'inceneritore in Marghera, che è lì, per carità, è un investimento pubblico, niente da dire, ma la roba che arriverà, chi la porta, i trasportatori, da chi sono controllati, come funzionerà? Questo è il punto. La cosa che per me va ripresa in particolare ed evidenziata da questo discorso non è tanto la volontà delle mafie, del crimine organizzato nostrano e meno nostrano di infiltrarsi o di sviluppare ulteriormente il radicamento che già hanno nella maniera classica criminale, anche nella versione che abbiamo conosciuto qua, cioè l'infiltrazione, il radicamento soft, nascosto, no? Corrompendo poi il ceto politico locale per costringerlo o convincerlo o corromperlo appunto per fare opere che a loro interessano per lucrarsi. C'è naturalmente anche questo. Ma la questione è che sono interessati alle aree come la nostra perché c'è una mentalità politica che anche senza voler legarsi al crimine, proprio per il modo che ha di vedere, proprio per l'idea di sviluppo che ha, attira il crimine. Perché siamo in una zona che ha un tasso di consumo del territorio, di infrastrutturazione e cementificazione che è il principale insieme alla Lombardia in Italia.
che ha nella volontà di estendere in modo sregolato qualunque tipo di attività economica e produttiva, una sorta di virus che nessun vaccino sembra in grado di sradicare, no? E quindi questa mentalità, questa idea di sviluppo, questa idea di ricchezza attira, come il miele attira gli orsi, diciamo così, il crimine organizzato. Cioè non occorre che venga corrotto qualcuno affinché decida di fare un piano di cementificazione di un pezzo di litorale, di una pineta, di un territorio a verde o agricolo. Perché questa tendenza ad agire lo stesso in questa direzione c'è. E dunque questo è un luogo propizio per il malaffare, anche se io amministratore non vengo convinto a cementificare dalla mafia o da qualche altro tipo di crimine. È proprio l'idea di sviluppo che domina da almeno 30 anni dalle nostre parti che attira chi col mattone, col cemento oppure con impianti di trattamento, riciclaggio, smaltimento di rifiuti o con altro tipo di attività produttive, con un sistema di appalti molto deregolamentato, molto selvaggio, come tu citavi il caso dei cantieri prima, ma ce ne sono tanti altri. Pensa agli appalti nei servizi, pensa anche come la pubblica amministrazione spesso fa appalti col massimo ribasso e quindi apre la strada all'ingresso di intermediari di manodopera molto opachi, se non addirittura oscuri nelle loro proprietà, nelle loro finalità e nel modo in cui trattano la forza lavoro. No? È proprio questo tipo di modello che attira il crimine organizzato e quelli che in questo dibattito sono capitali criminali, Sì. che vanno all'assalto dell'economia ordinaria, diciamo così, ma come sappiamo la moneta cattiva scaccia sempre quella buona e il risultato è una maggiore presenza appunto non solo della moneta cattiva, ma della cattiva economia in generale, della cattiva politica e della cattiva classe dirigente, perché poi il radicamento produce una permanenza nei ruoli dirigenti delle società locali, che vuol dire i professionisti, le categorie economiche forti, vuol dire condizionamento dell'informazione, vuol dire condizionamento ovviamente della politica. Facciamo un altro esempio, quello di capannoni industriali. Siccome continuiamo ad avere capannoni industriali vuoti che vengono riempiti di spazzatura, quando ci va bene spazzatura normale, parecchie volte rifiuti tossico-nocivi, poi il capannone casualmente prende fuoco, il che consente a chi ha fatto l'operazione di incassare i soldi dell'assicurazione, di non spendere un centesimo per lo smaltimento di rifiuti e di avvelenare i polmoni di chi si trova vicino al capannone. Allora, la CGA di Mestre ha fatto uno studio su quanti sono i capannoni, incrociando dati di Google Street View, dati commerciali, eccetera. Ci sono 11.000 capannoni vuoti nel Veneto e il governatore del Veneto a questo punto ha messo a punto una normativa per cui si prevede che non si costruiscano più capannoni, che si riutilizzino almeno in parte questi capannoni, perché una parte, il 46% più o meno, è effettivamente riutilizzabile. A chi ha fatto fare questo meraviglioso studio sul non consumo del territorio? Al suo caro amico Avvocato Barel, il quale Avvocato Barel è uno dei soci di una società che sta lottizzando e distruggendo il reclamare, cioè è uno dei soci del fondo Copernico che sta lottizzando Valle Ossi, che è una battaglia che abbiamo fatto 150 anni fa per evitare che lì ci fosse che costruissero grattacieli di tutto. La battaglia ha portato a degli ottimi risultati, e cioè al posto di cemento si farà un villaggio turistico, che vuol dire dal punto di vista dell'urbanistica impatto molto basso, dal punto di vista della presenza delle persone impatto molto alto, perché si parla di 12.000-20.000 persone.
Allora dico, nel momento in cui fai fare una normativa sul non consumo del suolo a uno che è interessato al consumo del suolo, vuol dire che mi stai prendendo per il culo, cioè mi stai dicendo faccio una cosa per far vedere che mi sto muovendo, ma di fatto non voglio che succeda assolutamente nulla. Ecco perché i 40.000 capannoni censiti, di cui 11.000 vuoti, resteranno nelle condizioni in cui sono. Quel che voglio dire è che l'infiltrazione mafiosa, come ha detto Gianfranco, è favorita dal fatto che qui si trova una situazione che è perfetta per le mafie, cioè una regione che è abituata in qualche modo ad avere a che fare con le scorciatoie, perché i commercialisti sono i migliori per trovare il modo per non pagare le tasse, perché gli avvocati sono i migliori nel trovare l'inghippo giusto per evitare di incorrere in guai peggiori. Questo è il punto, cioè che non si riesce a rompere il meccanismo perché le organizzazioni criminali provenienti dal sud trovano il terreno fertile e noi ovunque guardiamo vediamo una penetrazione che ormai è diventata vero e proprio radicamento. L'ultima storia che è successa, che è quella del figlio di un notissimo mafioso palermitano che è della famiglia di Lo Piccolo, che era dalle parti di Chioggia, cioè questo fa parte della cupola mafiosa che stanno rimettendo in giro, casualmente abitava da queste parti, come casualmente abitava a Mestre anche un altro capo cosca palermitana che era venuto qui per controllare la Fincantieri, perché la sua famiglia controlla i cantieri della Fincantieri in tutta Italia. Tutto questo ci dà l'idea del fatto che c'è bisogno di un grosso intervento su tutti i settori, anche per fermare per aiutare gli imprenditori onesti e per fermare una penetrazione che altrimenti è nelle cose, cioè non è possibile andare da un imprenditore e di dire hai due possibilità, una di fallire e l'altra di prendere i prestiti dalla malavita organizzata, perché terzo un non dato, cioè se vai in banca sai che i soldi non li hai, non riesci a tenerli. Questo è il punto cruciale. Per un attimo un passo indietro, riprendendo una questione che ci ponevano, i frequenti incendi di capannoni, i roghi dei rifiuti dentro i capannoni, cosa ci dicono? È il tipico segnale d'allarme, è quello che viene raccontato come spia di un reato, cioè ci dicono che ormai i rifiuti li stiamo reimportando noi dal sud Italia e che abbiamo degli imprenditori locali che hanno fiutato il business e quindi quando la Direzione Nazionale Antimafia ha fatto un conteggio degli incendi che secondo me è sottostimato, parliamo più o meno di un centinaio di incendi, diamo per scontato pure che metà siano roghi, insomma che non sono dolosi, però insomma vuol dire che noi sistematicamente abbiamo parti del nostro territorio che vengono intanfate da questi incendi. Sono il classico sintomo di una capacità di risolvere un problema che altrimenti si risolve spendendo soldi perché bisogna portare la roba in discarica, trattarla, eccetera, eccetera. Anche qui è indispensabile l'intervento della politica, cioè per quanto riguarda i capannoni bisogna fare in modo che o vengano abbattuti oppure bisogna trovare il modo di riutilizzarli, ma non è possibile che poi il governo della regione giochi su questa roba e dice vabbè non autorizzo l'ipermercato nuovo a Mestre perché voglio che in realtà utilizzi i vecchi capannoni. Non è questo il punto è che tu devi avere una politica decisa sulla questione, ovvero sul trattamento dei rifiuti. Devi dire ogni regione deve essere autonoma. Se la regione Veneto è autonoma non si capisce perché deve prendere i rifiuti dall'esterno.
Cioè deve essere autosufficiente per il proprio ciclo di smaltimento. La regione Veneto è totalmente autosufficiente, quindi non si capisce perché debba prendere i rifiuti da altre regioni. Per la verità adesso è un problema di saturazione delle discariche e quindi questo gli porrà qualche problema, però certo la linea è questa, di essere autosufficienti in tutto il ciclo ogni volta che noi vediamo che c'è un trasferimento di rifiuti, sappiamo che chi trasferisce i rifiuti è il più delle volte il malavita organizzata, cioè nel settore del trasporto è fortissima la presenza della malavita. Tant'è vero che anche per i pomodori provenienti dal sud Italia noi ogni volta vediamo che insomma si tratta di organizzazioni di autotrasportatori che in qualche modo fanno riferimento a, però è inutile che ci spacchiamo la testa a studiare queste cose, a vedere ogni singolo elemento, a trattare ogni singola cosa. Le organizzazioni criminali sono delle aziende che funzionano come qualsiasi altra azienda, vanno ovunque ci sia il business. Il business di domani è le energie rinnovabili, vanno sulle energie rinnovabili. Il business del domani sicuramente è la manodopera, inevitabilmente, e loro sono sulla manodopera, sono in grado di... Allora, quel che bisogna fare è capire che siccome ragionano come vere e proprie aziende e sono strutturate anche come vere e proprie aziende, vanno dove ci sono i soldi. Questo è il punto. E allora, siccome questa è una delle regioni più ricche d'Europa, è inevitabile che vengano dal Veneto. Come sono andati in Emilia-Romagna, come in Piemonte, come in Lombardia. Bene, prossimi appuntamenti, attività che il centro intende promuovere? Se si riesce rapidamente, prima di concludere, così conosciamo ancora un po' meglio. A ripartire. No, adesso abbiamo, curiosamente, ci sono due tesi di laurea che sono le ennesime che si stanno profilando all'orizzonte, sempre sulla Mala del Brenta, e sono molto incuriosito perché ormai con la buonanima di Pavone ne avevamo seguite una dozzina, adesso continuano ad aggiungersi, e l'ultima curiosa è una tesi di laurea in statistica sulla Mala del Brenta. Allora, se qualcuno di voi è in grado di capire cosa c'entri la statistica con la Mala del Brenta, ho tentato di farmela spiegare, e il risultato è che c'è una studentessa che fa una tesi laurea in statistica perché vuole statisticamente tirare giù tutte le rapine, con quanta gente ha partecipato alle rapine, che tipo di armi usata, quanta roba hanno portato via, roba di questo genere. Un'altra è in corso adesso in giurisprudenza, e in realtà l'attività vera che cerchiamo di far partire è quella d'inchiesta. In realtà siamo in difficoltà non solo perché noi in questo periodo è inutile che scriviamo di cose diverse dal coronavirus, siamo in difficoltà perché probabilmente proprio i settori che verranno più colpiti sono quelli che avevamo contattato perché ci finanziassero, a partire dagli albergatori. Adesso andare a chiedere soldi agli albergatori per dire finanziami una ricerca sulle infiltrazioni mafiose è un po' difficilino. Qui però, dovrebbe intervenire in parte anche la pubblica amministrazione. Anche in questo potrebbero, come dire, federarsi, no, a questo. In fondo anche in questa... La pubblica amministrazione è fondamentale, era la logica per cui il centro, l'osservatorio ecomafie e legalità era stato costituito dal Comune di Venezia nel 2010-2011, uno dei primi atti dell'attuale amministrazione Brugnaro appena insediata è stato quello di chiuderlo. E l'osservatorio sulle organizzazioni criminali della regione non ha mai funzionato perché non lo si vuole far funzionare. È l'unica regione d'Italia in cui non funziona perché insomma, è notorio che il governatore dice che la mafia nel Veneto non esiste, e se esiste è solo di importazione. Allora, non solo esiste, ed è vero che è anche di importazione, ma se non avesse trovato qui il brodo di coltura non avrebbe mai fatto passi di gigante come l'ha fatto. Non funziona. Comunque, insomma, stiamo lavorando, adesso usciremo con un quaderno
che rifà il punto della situazione proprio del Veneto, Veneto orientale, ma non solo, Vicenza, Verona. Verona in questo momento, non so se c'è qualche veronese in ascolto, è la situazione forse più preoccupante, perché nel veronese l''ndrangheta è ormai radicatissima. È vero che è radicata un po' dappertutto, ma nel veronese è molto forte, più che a Padova, più che a Venezia. Bene, cioè male. E un po' di temi che sono stati toccati, tra l'altro ci riportano anche, o vengono evocati dalla stretta attualità. Hai citato prima il caso dell'inceneritore che si intende aprire, che giusto ieri la Regione ha autorizzato per Fusina. Rischia di essere Inceneritore pubblico. pubblico certamente, ma rischia di attrarre, come dicevi tu, rifiuti da un bacino molto più ampio di quanto non sia quello locale, no? Il rilancio delle attività legate al turismo, proprio per superare le difficoltà, rischia di essere deregolamentato il più possibile. Il rilancio delle attività economiche legate al settore immobiliare idem. Proprio per questo credo, tornando all'intervista del generale Buratti, comandante generale della Guardia di Finanza del Nord-Est, dice bisogna cercare un'alleanza, bisogna vedere nella legalità un alleato di uno sviluppo controllato, di uno sviluppo democratico, e io direi anche di uno sviluppo con le virgolette, perché questa parola può nascondere tante insidie, saggio, capace di essere sostenibile, di guardare all'innovazione, di capire le lezioni dei disastri del passato, tra i quali c'è anche l'aprire la strada al crimine organizzato. Non è solo il crimine organizzato che produce i disastri, che produce inquinamento, che produce cementificazione, anzi più spesso è il modo di vedere le cose, l'idea che si ha di sviluppo. Però questa stessa idea apre la strada anche al crimine organizzato, tanto più in territori ricchi o che sono stati ricchi come il nostro. Ecco, una cosa che non abbiamo detto è la quantità di soldi che circola su sta roba. Noi abbiamo qualche idea, perché c'è un'intercettazione di qualche anno fa di un 'ndranghetista dalla Colombia che dice facciamo un'offerta per l'isola di San Clemente a Venezia, che è un albergo a 7 stelle, dove notoriamente noi passiamo ogni weekend, e l'offerta è 50 milioni di euro. Vuol dire che circolano non centinaia di migliaia di euro, non milioni, ma decine di milioni. E vedo che ci sono imprenditori nostri che si stanno buttando, per esempio, nel settore della sanità. E il settore della sanità, anche questo, avrà un grande sviluppo. Quando dico imprenditori nostri, intendo gente che è già stata attenzionata, come si dice in gergo poliziesco, che ha già avuto qualche guaio e che guarda un po' nel momento in cui c'è la stasi degli investimenti nel settore edilizio, si butta a fare mascherine. Perché sul serio vanno trattati come grandi imprenditori, non vanno sottovalutati. Al nord non usano la pistola, non sparano, non intimidiscono nessuno, vanno diretti al cuore del problema loro, che è quello di far sparire i soldi, farli sparire. Solo l''ndrangheta, riciclarli vuol dire farli sparire, giustificarli. Solo l''ndrangheta, che è considerata in questo momento l'organizzazione malavitosa più feroce e più ricca del mondo, solo l''ndrangheta si stimi che fatturi al minimo 50 miliardi di euro all'anno solo con la cocaina, al massimo 100 miliardi di euro all'anno. Fossero anche 50 miliardi di euro all'anno, possiamo stare certi che vanno tutti nel nord Italia, tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ecco perché dopo tanti anni finalmente anche la Direzione Nazionale Antimafia ha acceso 8 fari sul Veneto e ormai fa una disamina anche provincia per provincia e dice Venezia, Vicenza, Verona, eccetera. Ogni anno ci dà il quadro della situazione, ma ce lo dà sempre al passato, cioè sulla base di quelle che sono state le inchieste
che vengono iniziate dalle procure. Quel che invece capiamo noi che studiamo sul territorio la cosa è che le mafie sono molto più avanti, cioè hanno aperto un sacco di nuovi settori e ripeto per l'ultima volta, quello che mi preoccupa di più è l'intermediazione della manodopera, perché lì non hai possibilità di controllo. Su tutto il resto sì, sull'intermediazione della manodopera semplicemente loro saltano tutti gli schemi, cioè sono in grado di darti delle persone che lavorano senza mai aprire bocca, che non sono sindacalizzate, che non si fanno mai male. I cantieri del Veneto orientale controllati dai casalesi non hanno mai avuto un incidente in 20 anni, non perché fossero miracolati, no? È chiaro, perché li facevano sparire, poveracci. Ecco, su questa parte qui io sono preoccupatissimo perché nessuno capisce che nel momento in cui mettono le mani sull'intermediazione della manodopera siamo rovinati, cioè non controlli. Per questo, per esempio, è stato molto importante ieri lo sciopero dei braccianti, in particolare nel sud naturalmente, della manodopera in gran parte migrante, super sfruttata, a volte sotto un regime schiavistico, no? Che ieri per la prima volta, una delle prime volte, la prima volta in questa forma ha dichiarato uno sciopero, no? Ponendo un problema non solo della regolarizzazione del lavoro, ma anche delle persone insieme al lavoro che prestano e questo si intreccia con la grande battaglia per regolarizzare appunto le persone che prestano il loro lavoro in settori fondamentali, il lavoro di cura alla persona, il lavoro appunto in agricoltura, ma anche in molti campi degli appalti e questo ci porta dentro il cuore del ragionamento che stavi facendo adesso. Sì. Sì, Gianfranco, teniamo presente che ogni volta parliamo così dei temi senza approfondire. Mi viene in mente sulla questione della manodopera, anche lì il cambio di prospettiva deve essere questo: non è vero che le mafie pagano poco e male, non è vero, è esattamente vero il contrario. Questo non significa che non siano sfruttati i lavoratori, significa che mentalmente noi dobbiamo prepararci ad avere a che fare con vere e proprie imprese. Diciamo che loro pagano poco e male quelli che possono trattare da schiavi perché esattamente. sono ricattabili, in particolare i loro, per esempio, la Fincantieri, i palermitani, i siciliani sono pagati meglio di tutti gli altri. È chiaro, perché nel sud Italia loro offrono lavoro, come nel nord Italia offrono servizi. Allora, in tutto questo il cambio della prospettiva anche politica è indispensabile, cioè come non vanno trattati da gente che usa la lupara, che hanno le scarpe grosse, il cervello fine, ma che non sono in grado di mettere in piedi chissà cosa. No, questi sono in grado di mettere in piedi le cose più sofisticate che esistono. E non so, il vice capo della Polizia Nazionale, Rizzi, una volta è venuto a fare un convegno a Dolo e ha detto: guardate che stiamo ragionando sulle cose vecchie dell''ndrangheta eccetera. Oggi l''ndrangheta fa grossi investimenti in Bitcoin. È chiaro? Questo per capire che sono veramente all'avanguardia e come tali vanno trattati. No, per questo, chiudendo un attimo il discorso di prima, politiche che attribuiscono diritti, cittadinanza, regolarizzazione appunto dei migranti significa creare, anche togliere spazio a forme di schiavismo che rendono ancora più produttivo il business criminale in quel campo, e costringerli eventualmente a pagare di più anche in quei settori casomai, no? Non è questo il loro problema perché non hanno problemi di liquidità, però è una questione di diritti, è una questione di trasparenza naturalmente. Ultima cosa, così chiudiamo questi 40 minuti, 3/4 d'ora che poi restano a disposizione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dei Verdi del Veneto. Sarebbe cosa bella e giusta intitolare il centro di documentazione a Francesco Saverio Pavone?
Verrà fatto esattamente questo, sì. Verrà intitolato Francesco Saverio Pavone. È il magistrato che resta il magistrato simbolo a tutti gli effetti della lotta alla criminalità organizzata nel Veneto, quindi è giusto che sia intitolato a lui. Benissimo. Ho già parlato anche con la moglie ed è d'accordo. Adesso aspettiamo, non credo che sarà prima di settembre ovviamente, però lo faremo, sì. Bene, ottima notizia. Grazie Maurizio. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao.